Bentornati qui su un appuntamento con le previsioni medio. Parliamo di una fase dinamica per quanto riguarda l'Europa occidentale nel corso dei prossimi giorni. Sarà una delle aree più favorite da tutta quanta l'Europa da impulsi umidi atlantici che riusciranno ad affondare. Mentre noi subiremo l'influenza del campo anticiclonico, come possiamo vedere, quello che abbiamo vissuto questo inverno è stato dinamico dal punto di vista delle precipitazioni per quanto riguarda un flusso atlantico, marittimo diretto proprio sulle nostre latitudini, ma purtroppo i venti di ribeccio hanno favorito più che altro le nevicate in pianura di contesto quindi molto umido, comunque piovoso e nevoso sulle nostre montagne, sulle zone alpine. Come possiamo vedere nel corso dei prossimi giorni avremo mitezza soprattutto sulle regioni centro-meridionali, specialmente sulle due isole maggiori e sul comparto tirrenico, picchi di 20 gradi pensate, mentre si andrà a isolare questo minimo depressionario molto piccolo, questo nocciolo che continua ad agire da diversi giorni sul Marocco e porta ancora delle piogge, dei temporali e continuerà a portare invece una mitezza assoluta su gran parte dell'Europa, compresa anche l'Italia, e guardate fin quanto continuerà a spingersi l'anticiclone nei prossimi giorni sempre più verso la Scandinavia. E invece questo isolamento del minimo depressionario, che porterà comunque una giornata di mercoledì stabilità e comunque qualche banco di nebbia, foschia in Val Padana, segnalo anche la possibilità di qualche piovasco nel corso della mattinata, primo pomeriggio, proprio sull'Abruzzo, sulle Marche e un breve passaggio umido. Come vedete, giovedì subiremo quindi un clima continuamente secco, con quindi la permanenza di questo anticiclone. Questa sarà la fase più dinamica per quanto riguarda la Spagna e il Marocco, che qui invece saranno influenzati da forte maltempo e nubifragi. Quindi la zona dinamica sarà soggetta solo su queste aree e continuerà ad agire portando queste temperature nei prossimi giorni oltre i 15 gradi al nord, con picchi di 18-19 localmente, specie al nord-ovest. Invece guardate altrove farà un po' meno caldo proprio sul versante ionico e sul basso Adriatico, proprio dove l'aria un po' più fresca scende sulle latitudini balcaniche. E come possiamo vedere, la giornata di venerdì andrà a formarsi questo nocciolo molto fresco e instabile che porterà in contrasto con le temperature elevate proprio su quegli stati dei rovesci e dei forti temporali. Potranno arrivare, pensate, in giornata di venerdì anche sulla Sardegna. Questa è un'ipotesi che comunque ancora buona probabilità, ma che vede un coinvolgimento anche della Sardegna meridionale, in modo particolare, come vedete, tutto quanto il Nord Africa, tutto quanta la Spagna e il Portogallo e il Marocco sarà influenzato quindi da questa fase instabile, accompagnata quindi da delle forti precipitazioni e da un anticiclone persistente invece sulle zone centrali d'Europa e su tutta quanta la penisola in modo particolare. Comunque le infiltrazioni umide di matrice africana porteranno anche una risalita della sabbia sahariana che si diffonderà in modo particolare su tutto quanto l'Europa occidentale, porterà quindi anche delle piogge rosse. Queste classiche piogge sporche di sabbia non giungeranno invece sull'Italia, sono una parte solo sulla Sardegna. Nel contesto quindi della settimana, almeno fino alla metà del mese, permane questo anticiclone proprio a causa di un jet stream orientato sulle latitudini occidentali. Si andrà a spingere fino quindi anche la Scandinavia nel corso dei prossimi giorni e porterà quindi questo blocco anticiclonico davvero notevole per il periodo che stiamo invece affrontando sulle latitudini polari. Il freddo polare invece che continua a raccogliersi proprio sul polo, quindi vuol dire che stiamo assistendo a questo rinforzo del vortice polare in vista poi anche dei prossimi mesi che potranno portare nuovi affondi freddi. Quindi ricordiamoci che questa è una fase di lunga durata del campo anticiclonico, ma che potrebbe riservare in futuro anche delle sorprese come abbiamo avuto l'anno scorso, proprio tra la fine di marzo e aprile in modo particolare. Vedremo nel corso dei prossimi aggiornamenti l'evoluzione proprio da questo punto di vista da parte dei centri di calcolo e le temperature che quindi si manterranno sopra la media, con precipitazioni che, come vedete, proprio in questa settimana riserverà delle brutte sorprese sul comparto occidentale europeo e il Mediterraneo occidentale. Altro invece secco prevarrà e purtroppo non avremo delle precipitazioni frequenti sul resto dell'Europa.
Insomma, una brutta notizia, possiamo dire, per quanto riguarda la permanenza del campo anticiclonico, perché ci sono tanti invece che vogliono che questo anticiclone sparisca, che spariscano anche le nebbie, lo smog in Val Padana sulle zone interne del centro. Vediamo se vi saranno novità nel corso dei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci.